Buonasera, buonasera. Come sta? Ma Guardi che bello questo manifesto che gli amici di Adrano ci hanno fatto. Eccolo lì, c'è tra l'altro la foto che ritrovate su Facebook, su Salvo la Rosa insieme Fan Club Ufficiale. Siamo proprio qui all'ABC. Allora, come sta? buono, signor La Rosa, bene. Come ha passato quest'estate? Bene, signor La Rosa, però lei non c'è giri in ferie, questa trasmissione non la dobbiamo chiudere. Ma come non la dobbiamo chiudere? 2 o 3 mesi ci dobbiamo fermare o no? Dobbiamo prendere aria, riposarci un attimo. Signor La Rosa, disgrazie, i guai che mi succedono è mia. Lo so, ma tanto a lei i guai le succedono anche d'inverno. No, quindi ma non è cosa faccio, faccio guai, mi succedono disgrazie, faccio minchiate. No! Li chiami guai. Se invece c'è lei, Sì. i minchiati fa lei, i guai Sì, che c'erano a sì, lei, non se la deve andare. Se ci sono io ce le dividiamo, diciamo. Vabbè. Signor La Rosa. Sì. Ha cangiato niente, eh? No, insomma poco. Lei ha lo stesso vestito No, l'anno è scorso? nuovo, il vestito è nuovo. L'ho ritirato oggi pomeriggio, almeno il vestito è nuovo. malattia. Sì, l'anno scorso era vecchio, quest'anno è nuovo. Signor La Rosa, Sì. la trovo bene. Io devo dire che sto bene. Secondo me questo riposo ci ha fatto bene. Certo, il riposo fa bene, Lo sicuramente. trovo più colorito, Sì? lo trovo più alto, lo trovo... No, più alto. Lo Guardi, trovo un bell'uomo, niente, mi sta abbassando la vista mia, probabilmente lei ha bisogno di un controllo Signor La Rosa, oculistico. a me mi abbassava la vista, speriamo che non ci abbassa magari a lei, perché nunca lei come vede poi il resto terra. No. Poi voglio dire una cosa, da quale pulpito nasce la Che predica? gli audinia io. No, Però non lo so insomma, siamo perché. lì, sarà questione di mezzo centimetro, un Non centimetro. lo so perché, però che faccio, non Va lo so, bene. non lo so. Senta, prima di raccontarci poi le sue avventure e disavventure, come vogliamo cominciare? C'era qualcosa che lei voleva dirmi prima di partire? No, signor La poi Rosa, un racconto, no? io devo dire che purtroppo mi sento un poco disagiato. Disagiato. Intanto Mi sento un ci vuole poco l'applauso disagiato. sul termine giusto, che è disagiato, no? Lui si sente un poco disagiato. Mi sento un poco disagiato Sì. perché a me mi sta venendo un dubbio che sogno scemo. No, senta, Mi sta io venendo posso il capire dubbio che lei che sono sia scemo, disagiato che sono perché guai all'uomo che non ha mai dubbi, guai all'uomo che pensa di sapere tutto, quindi se uno è disagiato o di essere comunque tranquillo, però che lei sia scemo non lo so. Perché, ma perché questi perché dubbi? l'altro giorno ero un barbiere, Sì. Sì. e contarono una barzelletta. S'ammazzarono dei rasate. E che vuol dire? Ma proprio a ciaccabbiare in terra, a mano avanti un caffè così, io non capii niente. Mi mise a ridere, magari io per educazione, Certo, che facevano. giusto, per rispetto, giusto. Però io non la capii, signor La Rosa, Sì. non l'ho capita. Che cosa c'è da ridere non ho fatto che uno che è un cacciatore e se vuole accattare un cannocchiale, un fucile, per girarsi a caccia. Sì. Entravamo in un'armeria Sì. e ci disse, senta, io mi dovessi comprare il cannocchiale perché devo andare a caccia, Sì. devo andare a caccia da cose che mi serve un cannocchiale. Sì. Che lui dice, guarda, si compri questo, e c'è un caracao, sopra il fucile, Sì. dice, guarda, lei se lo provi. E chi dice, guardi come vede tutte cose chiare e tutte cose di vicino. No, dico, c'è da ridere fino ora. No, fino ad ora non c'è da E chi dicevano tutti? Quindi a lei è venuto il primo dubbio. Vabbè. Allora chi lui sa un fucile, tagliamo. Dice, niente, davvero, si vede tutte cose di vicino. Niente, stai vedendo una casa che è lontana, che la sto vedendo che è vicino, una casa gialla. Sì. E chi dall'armeria ci si dice, chi è la mia casa? E scongiurate che già ridono. Chi è la casa è a 500 metri. Ridono sulla fiducia, sì. Lei la sta vedendo così vicino, lei ci ha detto precisa, stai vedendo i porti, il ringhiere, stai vedendo una femmina bionda, e dice, quella è mia moglie, ci ha visto, lei è di casa, sta vedendo, dice, mi scusi, anzi, ma sua moglie è nuda, come nuda? È nuda, dice, è nella stanza letto e c'è un signore magari, c'è un signore qui nudo magari, che io già mi arrezzare i carri, perché questa qua finisce la cavalleria russa. Certo. E chi del risate? Che all'armiere non può più picchiarci fare, ci senta, questo fucile che lei ha è carico, che non c'è certo, dice lei se mi deve ammazzare Aida,
con un corpo di fucile nella testa e a lui ci deve sparare negli organi genitori. Beh, preciso proprio. Già Se non lei- si fa, perché siamo contro tutte le violenze, è chiaro, no? Però, guarda, È una cosa di omicidio. Certo, Che omicidio. cosa c'è di ridere? non c'è niente da Se dire. lei mi fa questa cosa con questi due colpi che ammazza Ida con un colpo nella testa e Ida ci spara negli organi genitori, io non solo ci regalo un cannocchiale, ce lo regalo, ma ci regalo anche 5.000 euro. Chiedo italiano un'altra volta, dice senta, e se ammazzo tutti e due e faccio tutte e due cose con un colpo solo, quando mi dona? Già si ammazzarono dei rasati. Che c'è da ridere? Non lo so. Se faccio tutte e due cose con un colpo solo, perché chi lo che fare per forza ora? Ma che cosa vuole dire? Niente, finito. Che così? Ci va a sparare a Ida nella testa e Ida negli organi genitori. Lo faccio con un colpo solo, dice che cosa mi dona?